Un uomo aveva un appuntamento con una donna al Caffè Florian a Venezia alle 7:30 di sera. Era l'inizio dell'estate, entrambi avevano un'età particolare, lui 40, lei 35, in cui possono succedere molte cose nell'animo umano, ma è meglio che non succedano, perché è tardi ed è inutile illudersi di tornare ragazzi. Tuttavia, i due, forse senza saperlo, avevano molta voglia di tornare ragazzi e accettarono quel loro piccolo flirt appena incominciato come un gioco, ma sotto sotto con una certa speranza. L'uomo veniva da Milano e arrivò dietro la piazza con un po' di ritardo. Non entrò subito nella piazza, ma girò dalla parte del bacino Orseolo e spuntò sotto i portici in vista del Caffè Florian per non farsi vedere e per accertarsi se lei era là ad aspettarlo. Il sole era sceso e i tavoli del Florian erano in ombra, deserti, nonostante l'orchestrina. Stando nascosto sotto i portici, l'uomo la vide seduta a un tavolo, sola cliente. Era piccola, bionda, ben pettinata, vestita di una camicetta di raso nero abbottonato alla russa, con dei pantaloni neri. Fumava con un bicchiere sul tavolo e l'uomo vide anche da lontano gli occhi gialli e grandi, un po' a globo, con le lunghe ciglia nere, guardare in giro veloci se lui arrivava. All'ombra sembrava abbronzata. L'uomo restò dietro la colonna a guardarla, poi andò al ristorante Quadri e chiese del maître. Mario lo salutò con un grande sorriso e allargando le braccia, «Quanto tempo!» cominciò a dire, ma si interruppe subito come per cancellare tutti quegli anni passati e disse «C'è l'astice». «Che bravo Mario, si ricorda ancora», disse l'uomo. «Vengo tra mezz'ora, anche prima. E di sopra, per favore. Addio Mario». E si avviò attraverso la piazza. Lei non lo vide subito perché guardava sempre in giro, cercando con gli occhi che erano molto lucenti. Lo vide solo quando era a un passo e arrossì. Gli porse la mano, ma nel farlo stava quasi per alzarsi dal tavolo. L'uomo sedette accanto a lei e disse «Come sei elegante». La donna sorrise con un piccolo strido ridente, come di rondine, e sentì il dovere di rispondere «Grazie», in modo molto bene educato. In realtà la donna, vestita tutta di nero, un po' bronzata, con l'ombretta verde alle palpebre e due brillanti alle orecchie, era elegante, ma di un'eleganza molto particolare in quanto portava quegli abiti costosi di donna come una signorina non ricca per una visita importante. Anche lo sguardo era ingenuo ed eccitato, come quello di una signorina, e questo commosse un po' l'uomo. Ora, vedendola così vestita e con quell'atteggiamento, si erano incontrati in tutto 3 volte, capì che era proprio vero quando lei aveva detto quel giorno «Non ho mai cenato al Quadri, è sempre stato un bel sogno», e lui aveva promesso che l'avrebbe condotta a cena al Quadri. Arrivò il cameriere, ma l'uomo non aveva nessuna voglia di bere. Però osservò che la donna aveva ordinato addirittura un Negroni, che aveva già finito. Ne ordinò un altro, guardando l'uomo con un piccolo strido. L'uomo vide sul tavolo la borsetta di velluto nero e vicino alla borsetta un minuscolo pacchetto di carta bianco. La donna lo prese e disse «Da parecchio tempo volevo farti un regalo, ma non era facile sceglierlo. Spero ti piaccia». E glielo porse. L'uomo disse «Grazie mille», in modo un po' affettato, perché non sapeva cosa dire. Svolse il pacchetto e venne fuori una minuscola saliera d'argento in forma di pesce. «In ogni modo ha il suo significato», disse la donna. L'uomo non capì assolutamente il significato di quel regalo, disse ancora «Grazie mille, è molto grazioso», ma non seppe andare avanti e non ebbe il coraggio di chiedere il significato. Lo rigirò tra le dita e vide che dietro era stampigliato il nome di un gioielliere importante, e anche questo lo commosse, perché era stato lui a dire che quel gioielliere era importante. Ma lo stesso era imbarazzato,
perché forse avrebbe dovuto capire il senso della saliera. E niente, non ricordava nulla tra loro due che avesse in qualche modo a che fare con il sale, la saliera, il pesce. Finì per metterlo in tasca, forse troppo in fretta, gli parve. Entrambi sapevano benissimo che quell'appuntamento si riferiva alla cena al Quadri, da lei sognata e da lui promessa alcuni mesi prima. Ma come accade per le cose portate avanti troppo a lungo o promesse troppo tempo prima, forse tutti e due avrebbero desiderato non andare al ristorante, ma passare una sera completamente diversa, forse addirittura partire. La donna non lo sapeva con esattezza, e anzi quell'appuntamento preciso e con uno scopo preciso, secondo lei di grande eleganza, la emozionava. Tutto aveva per lei un'aria flu. Ma l'uomo, che era stato al Quadri tante volte, sapeva invece che a quel ristorante è bene andarci per decisione improvvisa, passando davanti ai tavoli, agli specchi illuminati e già occupati da inglesi in luglio-agosto, quando Venezia è zeppa. E temeva una sala superiore vuota, con damaschi rossi e tavoli immacolati, e sui tavoli i calici di cristallo verde, vuoti fino alla chiusura del locale. Questa immagine lo indebolì un po', ma guardò la donna che beveva il suo Negroni, con i pomelli già rossi e gli occhi ancora più lucidi, e gli mancò il coraggio di cambiare il programma. Soffiava un po' di vento fresco, le cupole di San Marco scintillavano al tramonto, pochi giapponesi passeggiavano sulla piazza con impermeabili trasparenti e sventolanti. Tra poco sarebbe stato ancora più fresco e l'uomo vide che la donna aveva indossato la camicetta di seta nera direttamente sulla pelle, senza nessuna biancheria. Tra poco avrebbe incominciato a rabbrividire, nonostante i negroni. Infatti, rabbrividì. «Hai freddo?» domandò l'uomo, sperando che la donna dicesse di no. Non avrebbe saputo cosa fare. L'idea di spostarsi all'interno del Florian non gli pareva molto brillante per una sera così ben preparata. Ma la donna disse con un sorriso bello e sano dei suoi denti bianchi: «Un poco, ma si sta bene anche così». Passò un po' di tempo, durante il quale la donna canticchiò con voce un po' rauca e dimenando leggermente il campo alla musica dell'orchestrina, che però faceva lunghe e pigrissime pause tra una canzone e l'altra, e proprio in quel momento, in un batter d'occhio, avvolse gli strumenti nei panni e senza fare il minimo rumore sparì, lasciando la pedana vuota con i leggii. Parve all'uomo che quello fosse un segno, ma la donna non si era accorta della fuga dei musicisti e continuava a canterellare con la sua voce rauca e dondolava il capo. L'uomo allora la guardò un po' di sottecchi e ancora una volta, osservando bene le belle labbra, i denti, la pelle ambrata e un po' rossa per i negroni agli zigomi e soprattutto i grandi occhi pieni di una inestinguibile vivacità, provò una stretta al cuore. Era un sentimento che non aveva mai provato per una donna. Cos'era? Non sapeva. Sapeva però che un uguale sentimento l'aveva provato da bambino, quando aveva rincorso un mendicante ubriacone, tutto rosso in faccia, che era stato cacciato di casa per dargli un paio di scarpe di suo padre. Gliele aveva date con molto fervore e con insistenza, e l'altro aveva capito tutto. Lo aveva guardato con occhi seri e gentili. Gentilmente aveva preso le scarpe dalle sue mani e aveva detto «Grazie». L'uomo, con il cuore stretto, raccolse tutte le sue forze e la sua disinvoltura e disse «Io ho un po' di fame, e tu?» «Sì, sì», disse la donna con disinvoltura, ma aggiunse alzandosi e raccogliendo la borsa «Andiamo proprio al Quadri?» e sorrise. L'uomo si chiese cos'era quel sorriso. Voleva dire che non era necessario andare proprio al Quadri, o al contrario voleva sottolineare la promessa e l'intesa di tanto tempo prima. Guardandola, l'uomo sospirò. Voleva dire proprio questo. Nel sorriso della donna c'era quel particolare piacere delle cose da lungo tempo programmate che si avverano. Si avviarono lentamente
Il vento faceva tremare la camicetta nera sulla pelle e lei si attaccò con leggerezza, ma stringendolo, al braccio di lui. Mario, il maître, li accolse con un inchino. Era lì ad aspettarli, ad occhieggiarli da un po'. Li accompagnò di sopra. La sala superiore era completamente vuota e li fece sedere a un tavolo accanto alla finestra. Rovesciò in un attimo i calici di cristallo verde e l'uomo e la donna si trovarono seduti uno accanto all'altra nel grande angolo rosso, con una candela in mezzo al tavolo. Di là dai vetri la piazza si oscurava, si accesero i lampioni color lilla. L'astice era buonissimo, il pomino di Frescobaldi, quasi i colori dell'acqua, freddo e secchissimo, e Mario portò per lei un blocco di gelato, specialità, con pezzettini di nocciola, che l'uomo non avrebbe mangiato nemmeno per tutto l'oro del mondo. Ma lei lo desiderava con vivacità e lo mangiò leccandosi gli angoli delle labbra come un gattino. A questo punto la donna, che aveva appoggiato la piccola borsa di velluto nero prima sul tavolo, poi sulla sedia dietro di sé, poi in grembo, si curvò e non sapendo dove metterla ancora, perché niente le pareva abbastanza educato, guardandosi velocemente in giro, ai camerieri nulla facenti in frac, l'appoggiò per terra. Questo suo gesto, e anche i precedenti che riguardavano la piccola borsa nera, non era timido, né vergognoso, né imbarazzato, ma furtivo e quasi furbo. Come se nel compierlo lei l'avesse fatta ai camerieri che erano lì per sorvegliare la buona educazione dei clienti e che, secondo lei, pure tacendo per la presenza dell'uomo, non avevano gradito che lei mettesse la piccola borsa sul tavolo, che era molto grande, né sulla sedia né in grembo. L'uomo osservò lentamente e col cuore stretto tutto quel piccolo e graziosissimo traffico di gatto, poi riprese a parlare. Lei gli diceva che conosceva Roma, era stata molti anni prima quando era fidanzata a un romano. Le trattorie di Roma, all'aperto, il ponentino, disse con gli occhi lucidi come commossa dal ricordo. E cantò tutta intera, con le parole in romanesco, una canzone romana di quegli anni, sempre dondolando il capo. Cantava a bassa voce, un po' rauca, ma siccome erano loro due soli in mezzo a quei damaschi rossi, anche i camerieri stavano a sentire. Non sapendo che altro fare, l'uomo le prese una mano, che era piccola, e gliela strinse leggermente. «E perché non vi siete sposati?» le chiese. «Ma il destino, una mia cara amica, la mia più cara amica mi ha fatto lo scherzetto di portarmelo via», disse, e gli occhi le si inumidirono. «Mia madre me l'aveva sempre detto di non fidarmi, però meglio così», aggiunse con un bel sorriso tra le lacrime. «Era solo un ingegnere».